Si sta parlando di candidati, del futuro del Veneto, il nome non c'è, lei ha detto io posso anche correre da solo. No, non c'è il nome del candidato centrodestra e io mi auguro che arrivi quanto prima perché insomma sta manfrina sta un po' stancando. Mi dicono anche che una parte della Lega sta approfondendo la possibilità di candidarmi o meno perché sono un rompiscatole. Auguri, insomma, io sono molto sereno, non so che cos'altro dovrei dimostrare se non il lavoro fatto in questi 10 anni, la capacità, la mia onestà, il mio cursus honorum, la mia esperienza e il fatto poi che sono il più votato del Veneto, se queste non bastano, ma basta il silenzio o a volte vendere l'anima, no, ecco, io su questo non sono disponibile. Possibile candidatura solitaria? Ah, anche quello sì, beh, quella sarebbe divertentissima, sarebbe davvero una sfida affascinantissima. E quindi anche fuori dal centro-destra? Ah, fuori tutto, cioè, mi diverto, insomma, bello, cioè, poi io ho sempre avuto tanti nemici, non è che non mi spaventa, ecco, la solitudine della libertà, in realtà è un pregio che va assolutamente difeso. Dopodiché mi permetto anche di dire che molte mie esternazioni che sono state vissute come lesa maestà poi sono diventate patrimonio comune. Penso quando ho detto che dovevamo andare da soli se il candidato non fosse stato della Lega, apriti cielo, anche i leghisti si sono scandalizzati, adesso tutti a dirlo. Quando ho proposto il tridente attacco, lista Zaia, lista apriti cielo, adesso è diventato patrimonio comune. Quando ho posto dei dubbi sulla figura di Vannacci, apriti cielo, adesso vedo che sono in buona compagnia anche del Presidente Zaia che dice o lui si comporta da leghista oppure non è leghista, appunto. Ma tutto questo può pregiudicare veramente per la prima volta la vittoria? Non lo credo perché i margini sono estremamente ampi, però sottolineo che un conto è vincere 80-20 e un conto è vincere 60-40. A questo ci aggiungiamo che non c'è più la figura anche iconica di Luca Zaia, non c'è più una maggioranza come c'è stata l'altra volta di un partito che è stata la Lega schiacciante. Non c'è più la classe dirigente di questi ultimi 10 anni e questi sono tutti elementi di ulteriore criticità. Il tema appunto della stanchezza è cominciato a emergere anche all'interno di Fratelli d'Italia, questa polemica continua, si sente tra la gente questa stanchezza in un momento in cui il mondo è in tumulto e anche il Veneto è in tumulto, l'economia non tira più come una volta, i problemi sono più grandi e questo è un elemento da mettere in conto. Sì, guardi, io sono convinto che se la decisione fosse stata presa in Veneto, noi il candidato ce l'avremmo da mesi. Siccome invece questa decisione rientra in tutta una serie di trattative romane, che io faccio molta fatica a capire perché mi parlo il veneziano e non il romano, là devono tener conto di 1000 altri aspetti e quindi bisogna capire chi si candida in campagna. E mica me frega, mi sono Veneto, Padova, mi vuoi sapere chi si candida in Veneto, non chi si candida. Invece purtroppo quando tu trasli le trattative dal local al nazionale, apriti cielo, però la gente non capisce, sono linguaggi politici che i politici non hanno capito, stanno stancando. Se la gente non va più a votare è perché noi non siamo affascinanti. Allora, dobbiamo tornare ad affascinare il nostro elettorato. Sicuramente non lo facciamo con queste polemichette, con queste robette qua. Stefani è affascinante? Beh, lo decideranno gli elettori. Io so che lui è una persona per bene preparata, quindi insomma, se dovesse essere lui è un buon candidato.